La strategia della coercizione, dell'obbligo, degli ultimatum. Il vaccino, tema sanitario, esploso in uno scontro politico, ideologico, tra i vaccinisti più intransigenti e i Novax più estremisti. Un terreno minato, con vittime eccellenti, come il sindaco di Vicenza, Achille Variati, che non ha mai messo in dubbio l'importanza di dare ai bambini le più alte coperture vaccinali, ma aveva posto dei dubbi e per questo era stato attaccato. È produttivo costringere le famiglie che non hanno ancora messo in regola i loro figli a farlo usando l'arma delle sanzioni ed escludendo i bambini dall'asilo? Per il governo sì, per Achille Variati no, non a metà anno scolastico, alla scadenza del 10 marzo. Soprattutto non mi piace l'idea che, e peraltro impossibile, che dirigenti scolastici o ancora peggio insegnanti, educatori, facciano il buttafuori dei bambini dalle scuole. Questo non può essere. Per cui dicevo, facciamo completare l'anno scolastico e poi con le regole definite inizierà il nuovo anno. Insomma, Achille Variati proponeva di arrivare a giugno e per questo era stato criticato. Eppure oggi in Veneto l'ultimatum del governo è stato spostato ad aprile al 30. Appunto, fatto 30, facciamo 31. Il buonsenso sembra suggerire di permettere a tutti i bambini di finire le scuole. Anche se da Roma mi avevano detto no, poi il no, vabbè, è il no romano, diciamo, a cui siamo abituati. Invece è importante il dialogo. Eh già, è importante il dialogo e per questo a Vicenza il sindaco ha organizzato un incontro senza precedenti tra i genitori Novax dell'associazione Libera Scelta, l'Ulsotto e i responsabili didattici delle scuole per chiarire una volta per tutte ogni dubbio. Se uno dice no, io non sono d'accordo, amen. Vabbè, non ci saranno dialoghi che gli fanno cambiare idea, ma se uno ha un dubbio sulla pelle del proprio bambino, tu devi fare in modo di chiarirgli quel dubbio. Insomma, non è con gli ultimatum, col cronometro puntato che si convincono i genitori scettici, ma col dialogo, con l'informazione. Qualche genitore si è sentito dire scusi che dubbi ha? Dai, a 3 minuti. No. Questo non è possibile, però questo incontro invece è servito ed è finito con una stretta di mano. Cosa vuol dire quella stretta di mano? Non so se qualche genitore ci ripenserà, ma so che qualche genitore avrà la possibilità di avere quei chiarimenti che gli servono per fare poi la scelta migliore.